Ben ritrovati dunque gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, torna l'informazione, anzi continua, pardon, l'informazione su Video Regione 1 con la voce del Friuli, spazio dunque all'approfondimento, è venuto a trovarci l'avvocato Barbara Puschiasis per fare il punto un po' della situazione per quello che è accaduto negli ultimi giorni con i clamorosi, anche possiamo dire, colpi di coda da parte del governo giallo-verde a Roma, però pare insomma Puschiasis che qualcosa si muova nell'indirizzo giusto? Pare che la strada ormai si stia iniziando a percorrere assieme a tutti, quindi assieme a tutte le forze politiche, assieme a tutti i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e dei risparmiatori. Come vi ricordate, abbiamo fatto diversi incontri con il governo, con i sottosegretari, ma anche con tutti i gruppi politici. Abbiamo portato fin dall'inizio quelle che erano le nostre richieste, che sono le richieste un po' di tutti i risparmiatori, quindi rimborso al 100%, un fondo che possa funzionare fino a esaurimento delle Certo. domande, anche per gli obbligazionisti subordinati, poi un meccanismo comunque semplice per poter accedere e soldi che vanno a alimentare questo fondo che non arrivano dalle tasche di tutti noi italiani, ma dai conti dormienti. Le rassicurazioni da parte del governo erano arrivate fin da subito sulla volontà di voler porre in essere un fondo che potesse funzionare così, però appunto una decina di giorni fa ci è arrivata la bozza della legge di bilancio che era stata vidimata dal Presidente della Repubblica, nei quali i contenuti non erano proprio così coerenti con gli impegni promessi. Quindi siamo scesi a Roma a questo incontro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove erano presenti sia il Ministro Fraccaro sia i due sottosegretari Villarosa e Bitonci e una quarantina di associazioni e rappresentanti dei risparmiatori, e lì ci è stato chiesto anche diciamo un processo democratico che si sta portando avanti in questo momento, di presentare le nostre osservazioni. Noi siamo stati chiari, abbiamo ribadito che assolutamente non accetteremo nessun pagamento a saldo, peraltro per una percentuale che era stata inserita del 30% dei soldi persi, con rinuncia a qualsiasi ulteriore azione per poter Chiaro. recuperare gli altri soldi che appunto dal fondo magari non riusciranno ad arrivare. Quindi su questo noi siamo stati fermi. Abbiamo ulteriormente ribadito che devono essere inseriti anche i risparmiatori di Banca Popolare Udinese, che qua nel territorio del Friuli Venezia Giulia sono tantissimi, e abbiamo nuovamente appunto messo a fuoco il discorso delle modalità di accesso a questo fondo. Ci sono state date garanzie, in realtà non sono state date solo lì verbalmente, ma poi abbiamo visto che ne è seguita una serie di comunicati stampa, di interviste, eccetera, da parte degli esponenti politici, in particolare dei due sottosegretari, dove andavano a confermare il superamento di questi limiti che conteneva questa bozza di legge di bilancio. Ci hanno chiesto di inviare gli emendamenti e per questo hanno voluto costruire una cabina di regia dove ci sono all'incirca una decina di esperti e rappresentanti di associazioni dei risparmiatori. Noi e io in particolar modo sono l'unica per questa regione, quindi per il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo proprio ieri inviato gli emendamenti all'articolo 38 della legge di bilancio, quindi abbiamo modificato e proposto quindi le modifiche a questo articolo affinché questo fondo possa funzionare come tutti noi ce lo aspettiamo. Chiaramente il percorso è un percorso lungo e a ostacoli, perché questa norma dovrà passare prima in Commissione Bilancio, poi dovrà passare al Senato e poi alla Camera, per poi eventualmente ritornare al Senato nel momento in cui dovesse essere nuovamente modificata. Dunque sappiamo che un po', salvo ulteriori complicazioni lungo il percorso, sappiamo che insomma qualche colpo di scena potrebbe sempre capitare dietro l'angolo, perché la burocrazia ci pensa, ma anche la politica interviene a volte perché forse dall'alto qualcuno dice non va bene questo, non va bene quello. Dunque, quello che è importante è tenere monitorata la situazione, intervenire se serve, scendere a Roma proprio per protestare, ma soprattutto per far valere i propri diritti, visto che la Carta Costituzionale parla chiaro. Ma proprio anche per fare un lavoro anche tecnico, perché
rispetto alle altre volte dobbiamo dire che veramente questa volta, insomma, siamo riusciti a unirci tra rappresentanti, appunto noi del Friuli, ma del Veneto, eccetera, per fare squadra e portare avanti un qualcosa di veramente importante. Non possiamo nascondere come in tutto questo ci siano però dei soggetti che stanno remando contro, perché quel 1,5 miliardi che verrebbe messo sui conti dormienti fa gola a tante altre voci di spesa, perché appunto ci sono delle lobby, tra le quali anche le lobby bancarie, che non vedono di buon occhio questo fondo e che preferirebbero trattenere i soldi dei conti dormienti all'interno degli istituti bancari. Quindi ci troviamo chiaramente in una palude nella quale, insomma, più siamo e più riusciamo a far valere le nostre ragioni. Ecco, lei mi ha già anticipato, io più volte attraverso la nostra rete televisiva ho lanciato il messaggio ai nostri telespettatori, perché sicuramente ce ne sono tanti che sono lì dietro, anzi che ci stanno ascoltando e vedendo attraverso il video, che si trovano in questa situazione, no? Una situazione delicata, particolare, dove magari non si ha il coraggio di alzare la cornetta o di approfittare del fatto che ci siano delle associazioni che volontariamente e gratuitamente, lo aggiungo dopo, vi danno la possibilità di recuperare, magari non tutto, però insomma quello che si può, perché lasciare tutto in mano agli avvoltoi? Visto che sono soldi vostri e soprattutto contributi vostri, è giusto che i vostri diritti vengano ripagati, perché non è che se voi fate il contrario la banca interessata vi dice vabbè arrivederci, è stato un piacere, non si preoccupi. Arrivano gli avvoltoi e vi spazzolano tutto quello che trovano possibilmente da mangiare e da raffare. Allora è giusto, come dice giustamente l'avvocato Puschiasis, fare squadra. Io lo ripeto più volte: se si continua ad andare nei bar o scrivere sui social non se ne viene fuori. Invece se affiancate il lavoro di queste persone, ripeto, non è che domani mattina vi arriva tutto subito impacchettato, però qualcosa si muove, qualcosa si riesce a recuperare. Qualcuno probabilmente porterà a casa tutto quello che potrà, qualcuno purtroppo dovrà accontentarsi, ma ripeto, se non si fa squadra, in questo caso giustamente attaccando il puzzle uno sopra l'altro, i risultati non si ottengono. Poi non lamentatevi se l'avete presa in quel posto, mi sia consentito, sapete che io parlo chiaro e trasparente, non mi piace il politically correct in questo caso. Prossime azioni, avvocato? Allora, ricordiamo che entro il 1° dicembre chi lo volesse può costituirsi come parte civile nel procedimento penale di Banca Popolare di Vicenza. Allora, noi l'abbiamo sempre detto, non sappiamo se da questo procedimento penale si riuscirà materialmente a ottenere qualcosa, perché c'è il problema della prescrizione, c'è il problema anche che questi imputati potrebbero trovarsi a non avere sufficienti patrimoni per poter rispondere a tutte le richieste di risarcimento del danno. Questo l'abbiamo chiarito, ma nonostante questo stiamo registrando tantissime adesioni alla nostra costituzione collettiva di parte civile che vogliamo presentare entro il 1° dicembre a Vicenza. Quindi affrettatevi se volete essere anche voi parte di tutto questo. Chiamateci, il numero è 347 309 2244. Io sottolineo sempre che in qualsiasi caso potete contattare anche il nostro numero di servizio. Esatto. Chi poi ha interesse a parlare direttamente con l'avvocato Puschiasis può chiamare o mandarci anche una mail e noi gireremo chiaramente il riferimento direttamente all'avvocato Puschiasis, perché ci piace lavorare trasparenti, senza strani giri. Esattamente, e però mi raccomando, sappiate che il 1° dicembre è la scadenza, quindi chi vuole entrare nel procedimento non lo potrà fare dopo, pertanto siete avvisati. C'è una scadenza, ecco, sì. È a breve tra l'altro. Sì, tra quindi 15 questa è la prima scadenza. Per quanto riguarda invece la legge di bilancio e quindi il futuro di questo fondo, non ci resta che continuare a far squadra e lavorare sul pezzo, mantenere la posizione e sperare che entro il 31/12/2018 questa legge di bilancio con questo articolo sul fondo passi, per poi iniziare la fase operativa di funzionamento del fondo e di raccolta delle domande per poter ottenere i rimborsi. Senta, per concludere invece, avvocato, ci sono molte persone che in questo momento si trovano in difficoltà, no? Legate a questo discorso, qualcuno senza casa, senza soldi, senza nemmeno i risparmi, insomma, per mettere la cena
col pranzo, no? Lo voglio far ribadire da lei di nuovo il concetto. Voi state dando un secondo supporto, nel senso state aiutando queste persone anche a poter, ripeto, fare la cena con il pranzo, e come soprattutto? Allora, attraverso consumatori attivi si è attivata anche una rete di solidarietà, solidarietà sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista economico, nel senso che prima cosa avevamo riscontrato fin dall'inizio tantissime persone che purtroppo si stavano ammalando per quello che stava succedendo. E quindi abbiamo costituito questo gruppo di automutuo aiuto che sta funzionando e che sta creando veramente uno spirito di squadra, ecco. Dall'altra parte, per quanto riguarda le persone in difficoltà che si rivolgono a noi, chiaramente noi stiamo attivando tutte quelle che possono essere delle misure di sostegno. Quindi è una cosa molto importante, perché cerchiamo di, come diceva giustamente prima lui, cerchiamo di uscire dalle case e dalle nostre mura, e cerchiamo di attivare quei meccanismi virtuosi che nella nostra regione ci sono, per poter affrontare la quotidianità della nostra vita, perché stando dentro a casa non la risolvete. Quindi abbiamo tante persone che sono venute da noi e ci hanno detto: io purtroppo, non avendo più i risparmi della mia vita, non riesco più a pagare le bollette, non riesco più a prendere da mangiare, e quindi siamo riusciti a fargli concedere i pasti. Siamo riusciti a trovare magari qualche lavoretto per poter andare a integrare quello che è il piccolo reddito che questa persona ha, ma siamo riusciti anche in qualche modo a ottenere dei bonus, ad esempio per il pagamento delle bollette, per il pagamento delle utenze, dell'acqua, del luce, del gas. Quindi sono comunque delle risorse che ci sono. Se non sapete che ci sono, venite a informarvi, e in questo modo riusciamo ad affrontare assieme, quindi non siete soli, situazioni veramente critiche. Io ringrazio l'avvocato Barbara Puschiasis, come sempre continueremo a monitorare la situazione. Se ci saranno, speriamo, novità anche positive a breve, lei sa, avvocato, che può chiamarmi in qualsiasi momento, lo spazio c'è, perché giustamente noi dobbiamo tutelare le persone oneste, le persone che veramente hanno lavorato, hanno messo da parte il loro gruzzoletto e poi sono cadute in questa rete, ai noi, da parte di personaggi che hanno tutto fuorché la loro deontologia professionale. Questo mi sia consentito il termine. Purtroppo ne conosco qualcuna di questi pseudo consulenti, e non mi rivolgono più la parola da quando chiamo lei. Io sono contentissimo per un semplice motivo, perché noi vogliamo essere chiari e trasparenti, vogliamo sempre stare dalla parte del cittadino, perché il contribuente, ricordatevi, ha sempre ragione. Stop. Grazie ancora, grazie a voi gentili amici e amiche della Visione dell'Ascolto. Noi torniamo come sempre, stessa ora, stessa rete. Mandi, e alla prossima.